In quest'ambito, antiche tradizioni che andavano ormai scomparendo furono rivitalizzate mentre ovunque si apprestavano nuove iniziative non sempre in linea con la tradizione. La Sardegna del 2000 risulta quindi più ricca che mai in sagre, rassegne e manifestazioni di ogni tipo che coprono tutti i mesi dell'anno e tutti i gusti dell'ospite forestiero. E proprio dal cuore dell'inverno ecco le pazze feste del Carnevale, che ovunque, da Tempio a Cagliari, da Mamoiada a Iglesias, da Bosa ad Otana, riempiono le strade di sfrenata allegria. Subito dopo il Carnevale è la Settimana Santa a mobilitare l'isola, con riti in gran parte risalenti al periodo della dominazione spagnola. Mesti cortei con la Vergine Addolorata e il Cristo morto percorrono nei vari giorni della settimana le vie cittadine sino a su Scravamentu, la deposizione del Cristo dalla croce che si è conservato in alcuni paesi. Ma è l'estate, la grande stagione d'oro del folklore sardo, e che ha come momenti culminanti spettacoli grandiosi come l'Ardia di Sedilo, i Candelieri a Sassari e la Sagra del Redentore a Nuoro. L'Ardia sembra originata dalle gare di abilità che si tenevano alla corte di Costantino Magno, il vincitore di Ponte Milvio. I cavalieri si lanciano d'improvviso da una collinetta verso il santuario in una corsa pazza e pericolosissima tra le urla della folla e gli spari dei fucilieri.